Il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno a te, cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buondì e ben trovati sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'ultima puntata per questa stagione del Garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna e allora andiamo dritti al sodo. Chiudiamo un'annata nel corso della quale vi abbiamo raccontato tante piccole e grandi curiosità del mondo dell'Alfa Romeo e mi piace pensare che questo programma tornerà il 27 settembre ancora nei vostri cuori, ancora ovviamente con il vostro interesse. Noi ci apprestiamo all'estate, ma ci apprestiamo all'estate con le ultime notizie, insomma. Intanto permettetemi di ringraziare Alex Cereda che insieme a me ha condiviso parte di questo cammino, i nostri amici del Garage Gasparri, Alfio e Tullio Biaggi, che ci hanno seguito, ci hanno ospitato. Torneremo da loro nella prossima stagione e vi racconteremo tante altre piccole e grandi storie perché naturalmente ci fa piacere ascoltare le loro voci e ascoltare anche i piccoli e grandi segreti che accadono. Voglio salutare i fratelli Balduzzi in quel di Lodi che naturalmente continuano a tenere alto il nome di loro padre Santino Balduzzi. Saluto Ombretta Balduzzi e saluto tutti voi, Walter Marano, il presidente del gruppo Alfisti Salernitano. Voglio salutare Orazio Pennisi, gli amici del club Alfa Romeo Catania e così via. Va bene. Allora, noi chiudiamo questa stagione, vorremmo darvi un po' di speranza, anche perché adesso c'è questo nuovo amministratore delegato di Stellantis e naturalmente quest'uomo che si è formato alla scuola di Marchionne, a maggior ragione ci auguriamo che possa seguire quegli istinti e quell'ambizioso piano che Marchionne aveva voluto e che in teoria prevedeva l'Alfa Romeo produrre qualcosa come 400.000 vetture all'anno. Allora andiamo a dare un'occhiata a clubalfa.it e abbiamo questo servizio pubblicato un paio di giorni fa da Andrea Senatore. Alfa Romeo nei prossimi anni rivoluzionerà la sua gamma con tante novità. Dopo i rinvii nei debutti della nuova Stelvia e Giulia, sulla base di quanto è emerso fino ad oggi e quello che abbiamo saputo nei giorni scorsi, oltre alla Junior, la gamma del Biscione nei prossimi anni potrebbe essere arricchita con 5 nuovi modelli. Il primo ad arrivare a fine 2026 potrebbe essere a sorpresa la nuova Tonale, che potrebbe essere completamente ridisegnata e prodotta sulla base STLA Medium al Melfi e avrebbe la versione sia elettrica che ibrida. Poi, entro la fine del 2027, potrebbe essere la volta della nuova Alfa Romeo Giulia, che a quanto pare arriverà prima della nuova Stelvio. Di quest'auto sappiamo che sarà prodotta a Cassino, nascerà sulla piattaforma STLA Large e avrà anche delle versioni termiche. Sicuro l'ibrido da non escludere nemmeno il termico puro con motori a benzina. La produzione comunque forse partirebbe solo nel 2028, a seguire nel 28 dovrebbe essere anche la volta della nuova Stelvio, anche in questo caso con Cassino come fabbrica, STLA Large, versioni ibride elettriche e forse benzina. Nel 2029 sarà la volta di un E-Cube che sarà forse prodotto a Detroit da Stellantis su una versione allungata da quasi 5 metri di STLA Large. Sarà elettrica e termica, forse sarà venduta anche in Europa. Infine, nello stesso anno, al massimo un anno dopo, quindi nel 2030, potrebbe arrivare una nuova vettura che si collocherebbe tra Junior e Tonale nella gamma di Alfa Romeo e potrebbe chiamarsi Alfetto o Giulietta e avere lo stile di una fastback. Beh, a sto punto chiamatela Giulietta.
Vedremo dunque che novità ci saranno nei prossimi mesi a proposito della futura gamma della casa automobilistica del Biscione, che proverà a essere una delle protagoniste nel segmento premium del settore auto a livello globale. La speranza è chiaro che passa per il rilancio, e la cosa più importante è che naturalmente queste siano delle vetture che vadano incontro alle richieste e alle esigenze del mercato. Il mercato è cambiato, oggi si chiedono determinati tipi di vetture. Ahimè, purtroppo è l'epoca in cui molto spesso si chiedono dei SUV. Ci auguriamo comunque che ci siano anche delle vetture ampiamente sportive e soprattutto che l'Alfa ampli e di molto la propria gamma, visto e considerato che l'avversario di riferimento, che è BMW, se voi aprite il listino della BMW trovate una caterva di modelli per tutti i gusti e per tutte le tasche. Direte voi, non è un lavoro facile, certo che non lo è. È un lavoro che richiederà tempo, pazienza, ci vorranno anni per riprendere il degno posto dell'Alfa Romeo, ma se ci sarà questa volontà, soprattutto se ci sarà pervicacia, stabilità negli amministratori e nelle loro scelte, è chiaro che a quel punto questo impegno, io credo, sarà premiato dal mercato, vedremo. Andiamo a vedere anche un'altra notizia su HD Motori, mentre si fanno le 9:53 minuti e 22 secondi. Intanto apriamo il telefono allo 0292947222. Allora, quest'auto quando è arrivata ha sollevato una levata di scudi da parte degli alfisti più tradizionalisti che la metà bastava. Stiamo parlando della nuova Junior, che doveva nascere come Milano, lo sapete, poi il ministro Urso si è messo di traverso, ha detto no, lasciamo stare, la macchina è fabbricata in Polonia, di conseguenza non la possiamo chiamare col nome Milano, e quindi è stata rinominata in Junior, e fin qui tutti d'accordo. Gli alfisti, diciamo, più tradizionalisti, vi dicevo, hanno avuto forti polemiche su quest'auto, sul suo stile. Devo dire la verità però che questa macchina comincia a vedersi in giro, a quanto pare è in questo momento una delle Alfa più vendute. E i dati dei primi 6 mesi del 2025, scrive HD Motori, del mercato auto in Europa sono chiari. Stellantis ha chiuso questo periodo con un calo del 9,1%, ma solo 3 marchi di quelli venduti nel vecchio continente sono in positivo. Una è la Peugeot che fa più 5,2%, poi c'è la Jeep che fa una crescita del 2% e l'Alfa Romeo che addirittura fa un balzo del 33,3% con ben 33.116 immatricolazioni. Quindi si conferma il buon momento delle vendite della casa del Biscione. Già nei mesi passati, tra l'altro, HD Motori ne aveva scritto. Il momento è positivo, le vendite sono in crescita grazie soprattutto alla spinta della nuova Alfa Romeo Junior, che sta ottenendo un buon gradimento da parte del pubblico. Un BSUV che è proposto con motorizzazioni ibride ed elettriche per accontentare un po' tutte le esigenze della clientela. Il marchio italiano può quindi festeggiare un buon risultato, ben diverso da quello complessivo del gruppo, che invece è decisamente negativo. Tuttavia, l'Alfa Romeo è chiamata ad affrontare diverse sfide per il suo futuro. Ci sono ancora diverse cose da chiarire, prima fra tutti l'arrivo della nuova generazione della Stelvio, vedevamo prima il pezzo su clubalfa.it. Il SUV è in ritardo per la volontà di proporlo anche con motorizzazioni ibride, oltre che 100% elettriche. Dovrebbe arrivare nel 26, ma ancora non c'è certezza sulle tempistiche. C'è chi parla di un lancio ancora più lontano nel tempo. All'orizzonte c'è anche la nuova Giulia che potrebbe risentire del ritardo dello Stelvio. Sono modelli molto importanti per il futuro del marchio, dato che le vendite delle attuali generazioni di berline e SUV sono in calo. C'è poi il problema del mercato americano. Complessivamente le vendite sono in forte calo. Tra le poche certezze c'è l'arrivo entro fine anno del restyling della Tonale, che dovrebbe permettere di rilanciare le vendite del SUV. Anche qui c'è poco da dire. Questa macchina così contestata, quale appunto la Junior, 33.000 pezzi piazzati in un mese, significa molto, significa una grande crescita per l'Alfa Romeo in 6 mesi, scusate, una grande crescita per
l'Alfa Romeo significa buone vendite e dobbiamo anche tenere presente una cosa, dobbiamo mettercelo bene in testa. Molto facile fare il discorso: voglio il coupé, voglio questo, voglio quello. Perfetto, se vogliamo il coupé, voglio questo, voglio quello, siccome l'Alfa Romeo non è un'entità finanziata da dei benefattori o dallo Stato, è chiaro che deve vendere le vetture. Per cui se Junior vende, vuol dire che sono soldi che entrano nel gruppo e soldi che vanno in cassa. L'augurio è che vendano anche gli altri prodotti, chiaramente, gli altri modelli. Vediamo anche questo restyling del tonale a che cosa porterà e poi vedremo questo piano aggressivo di crescita del marchio, ovviamente. Con questo direi che vogliamo lasciare un segno di speranza. Può piacere, può non piacere, la Junior è stata molto criticata nella sua impostazione dagli alfisti più tradizionalisti, però intanto vende. E se fai i numeri vuol dire che porta soldi, molto semplicemente. Perché? Perché questo è quello che evidentemente chiede il mercato in questo momento storico. Poi vedremo che cos'altro succederà. La storia dell'Alfa Romeo è una storia fatta di alti e bassi, è fatta di colpi di scena, è fatta di tante cose. Tempo al tempo. Io credo che gli sviluppi non mancheranno e le sorprese soprattutto non mancheranno. Torno a ripetere, il nuovo amministratore delegato di Stellantis è un uomo di Marchionne che si è formato con lui, con il suo passo. L'augurio è che possa essere all'altezza della dura scuola a cui si è formato. Con questo noi siamo giunti alla fine di questa quinta stagione, poi ci sarà la sesta appunto a partire dal 27 di settembre. Voglio ringraziarvi del vostro tempo, voglio ringraziarvi per le vostre lettere, per i vostri interessamenti. Voglio salutare Danilo Cambrini, altro grande nome dell'Alfa Romeo in quel di Roma. E che dire di più, insomma, Massimo Benetello in quel di Padova, l'Officina Muga, anche lui. Che dire di più? L'augurio è che mi viene in mente la vecchia pubblicità della Spider degli anni '70. Spider è viaggiare nel sereno. Ecco, io vi auguro un'estate nella quale possiate viaggiare nel sereno con le vostre Alfa Romeo, con le persone a cui più volete bene, perché godersi un Alfa in compagnia è una delle migliori cose che possano succedere nella vita. Voglio salutare anche la cantante Giorgia che ha scritto una canzone in cui ha detto che passa l'estate a piangere sola dentro la Toyota. Ecco, le volevo dire che i soldi non fanno la felicità, ma possono comprare un Alfa Romeo e non si è mai visto nessuno triste a bordo di un Alfa. Quindi Giorgia, nel caso telefona da queste parti che di alfisti pronti a darti un passaggio mi sa che ne trovi. Abbiamo finito, grazie a tutti, buona estate, ci ritroviamo lunedì alle 10:30 con Capitaneria di Porto e malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Forza Alfa Romeo. Grazie a tutti. Vi ha parlato Antonino Danna. Buon weekend. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.